Sabato sera ci sarà una bella manifestazione, una manifestazione che vede il mondo dello sport insieme per un evento che lui stesso ci spiegherà. Sì, abbiamo deciso come ogni anno di salutare i giocatori della Fortitudo Agrigento. La nostra associazione si chiama Fortitudo Family proprio perché siamo delle famiglie che seguiamo la compagine cestistica agrigentina che milita nel campionato di Serie A2, e in questa occasione però abbiamo voluto dare un taglio appunto sociale. Infatti il titolo Gran Galata di Beneficenza della Fortitudo Family. Taglio sociale perché l'ingresso sarà totalmente gratuito, invitiamo i nostri ospiti però a portare dei generi alimentari che devolveremo in beneficenza all'Associazione Volontari di Strada, e inoltre abbiamo chiesto ai giocatori della Fortitudo Moncada Agrigento di poter donare degli indumenti che hanno utilizzato durante l'anno, delle canotte, delle t-shirt eccetera eccetera, che metteremo all'asta per i tifosi agrigentini e il cui ricavato andrà in beneficenza all'Associazione Ronne. Abbiamo voluto dare un taglio appunto sociale, abbiamo anche pensato di invitare le realtà cestistiche agrigentine che si occupano dei nostri figli, quindi abbiamo invitato l'Arca di Noè e il Real Basket che fanno mini basket ad Agrigento, abbiamo invitato la Fenice, società che milita nel campionato femminile e in cui giocano diverse ragazze agrigentine, non potendo appunto giocare ad Agrigento visto che è priva di squadre femminili di basket. Abbiamo invitato la Fortitudo B che è appena finito il campionato purtroppo con la retrocessione in Serie C, ma noi li premieremo per il loro impegno durante l'anno. Abbiamo invitato i Gigenti Giants che sono stati promossi invece appunto in Serie D, una realtà fatta di ragazzi insomma di agrigentini e non che hanno appunto appena vinto il campionato di promozione. Abbiamo invitato infine le Vecchie Glorie, che è una compagine di ex giocatori un po' attempati. Io ne faccio parte ma non in quanto gloria, semplicemente solo per l'età, appunto ex giocatori, ex appassionati di basket che saranno presenti, saranno premiati per il loro torneo che fanno ogni anno. Insomma sarà una serata appunto che vedrà raccolte tante realtà e ci occuperemo anche del sociale. Ricordiamo il luogo. Sì, il luogo è il nostro clubhouse, lo Sport Live ex Baracca in via Cavalieri Magazzeni, e appunto, ripeto, l'ingresso è libero dalle ore 20 in poi, insomma il clou della serata sarà intorno alle 20:30 con la premiazione, e soprattutto ci teniamo a sottolineare il cibo di strada che per noi è ormai un marchio riconosciuto.